Buonasera, buonasera a tutti. Cominciamo puntuali questo ultimo incontro della rassegna ordinaria di Venerdì Storia. Sapete che c'è un appendice sabato prossimo con un convegno dedicato ai 110 anni della battaglia degli Altipiani. È un convegno che si terrà non qui, ma nella sala Chilesotti del Museo Civico, quindi diversamente da quanto indicato nel materiale promozionale, e durerà l'intera giornata a partire dalle 10 e si concluderà alle 18. Il programma l'avete sulle sedie. Stasera abbiamo con noi un bassanese, anche se non risiede in città, ma insomma siamo orgogliosi di saperlo nostro concittadino, il professor Fulvio Cortese, che è docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Trento, dove è anche direttore del Master in Diritto e Politiche delle Migrazioni, oltre a essere presidente dell'Opera Universitaria di Trento. Il curriculum è davvero molto ricco, io vi leggo soltanto alcune cose. È membro di numerose associazioni scientifiche e accademiche, tra cui il Gruppo Europeo di Diritto Pubblico, l'Associazione Italiana Diritto e Letteratura, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, e partecipa inoltre all'Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici. Fa parte del comitato scientifico del Centro di Documentazione e Ricerca Silvio, Beppa, Giorgio, Franca, Bruno Trentin, ed è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. È socio corrispondente residente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ed è autore e curatore di numerosissimi volumi e contributi su argomenti che riguardano insomma il diritto pubblico e non solo. È autore di articoli in materia di giustizia amministrativa, diritto scolastico, diritto regionale e locale, diritto amministrativo europeo. Si interessa anche di temi come il federalismo, la storia del diritto pubblico, memoria e diritto. Stasera l'argomento che abbiamo proposto al professore è di grande interesse e anche credo di grande attualità. Il titolo è molto ampio, davvero, passato, presente e futuro della democrazia. Lasciamo la parola al professore, poi alla fine ci sarà spazio per delle domande, se vorrete. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Vi ringrazio sin d'ora della pazienza che dovrete portare di fronte ad un titolo così impegnativo, come vi è già stato rappresentato e come è intuibile dalla stessa locandina che avete potuto vedere in anticipo. Ho preparato qualche immagine, non c'è del testo, sono delle immagini che mi aiutano un pochino a scandire il ritmo delle cose che volevo proporvi. E che partono, diciamo, da un punto storico che non è tanto lontano, ma che oggi può sembrare remoto, in realtà non lo è. Partono dalla riflessione di un italiano illustre, non so se qualcuno di voi lo riconosce dall'immagine, Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini, quando questa fotografia viene scattata, era già in esilio. Si trovava in particolare negli Stati Uniti, era il 1940, ed era impegnato in una specie di tour nelle università americane, in cui andava a presentare che cosa stava succedendo in Europa. In realtà queste sue lezioni tenute nelle varie università sono tutte riflessioni sulla democrazia. Una di queste è quella da cui vorrei prendere spunto, si intitola Riesaminare la democrazia. Ed è molto interessante perché coglie degli aspetti che ci aiutano molto a ragionare su un tema così complesso. Qual è l'interesse? L'interesse sta proprio nella complessità. All'inizio di questa sua lezione, Salvemini dice più o meno questa cosa, dice ci sono tantissime nozioni di democrazia. È quello che potrei dire a voi adesso.
ognuno di voi probabilmente crede di aver ben chiara un'idea su che cos'è la democrazia e probabilmente ognuno di voi ha un'idea diversa o con sfumature diverse dagli altri. È una parola complicatissima, perché a seconda del contesto e a seconda anche dell'evoluzione storica, questa parola vuol dire cose diverse, non vuol dire sempre la stessa cosa. E nel cominciare così, Salvemini fa un elenco per punti di significati che si attribuivano allora alla parola democrazia, cioè di significati che allora univocamente si potevano ricondurre a questa parola. Ve li riassumo perché ognuno ha un punto a sé. Democrazia vuol dire gli strati più bassi della società, la gente comune. Prima nozione. Seconda nozione. La democrazia evoca la dottrina che sostiene i diritti delle classi inferiori. 3. Democrazia evoca i partiti democratici, cioè i partiti che sostengono i diritti delle classi inferiori. Altro significato. Democrazia sono le istituzioni democratiche, quelle che si adeguano alla dottrina democratica. E qui fa un commento, dice: la democrazia non può funzionare in tempo di guerra. Poi dice: democrazia è sinonimo di paese democratico, paese dotato di istituzioni democratiche. E fa un'osservazione: le democrazie non possono sopravvivere se non dimostrano un'efficienza maggiore delle nazioni dittatoriali. Siamo nel 40, ma queste affermazioni sono interessanti, ci parlano. Poi dice: democrazia è l'insieme dei diritti individuali e politici che una Costituzione garantisce ai cittadini. O ancora, democrazia è rispetto per la dignità umana. Democrazia è rispetto per la libertà di parola. Democrazia, questo è interessante, cita Mazzini, è il progresso di tutti, attraverso tutti, sotto la guida dei migliori. Già qui c'è qualcosa di diverso. Potrei continuare, sono tante le definizioni. Vedete che hanno tutte delle sfumature. C'è un tratto comune ed è il tratto di ciò che è accaduto non solo nel continente europeo, ma diciamo nel mondo occidentale tra il Settecento e l'Ottocento, cioè l'idea che c'è qualche cosa, una dottrina, un movimento politico, un orizzonte ideale che vuole farsi carico dei diritti del popolo, che però, e qui la parola popolo lui non la usa quasi mai, in effetti perché è una parola abbastanza generica, e parla di diritti di alcuni strati della società, delle classi inferiori, della gente comune, dei diritti di chi fino ad un certo momento storico era stato escluso dal gioco del potere e ad un certo punto cerca di stare in quel gioco, no? E sono tutte queste cose insieme, però non sono tutti sinonimi. Cioè, capiamo che c'è questa idea, però ci sono tante sfumature diverse. Il fatto che ci siano tante sfumature diverse ci deve abituare subito ad una caratteristica della democrazia, che cambia significato a seconda del contesto o dei fattori ai quali viene accostata. Questa è un'immagine che non c'entra nulla con la democrazia, questa è una prova ricostruita di un famoso effetto cinematografico inventato nella Mosca rivoluzionaria della rivoluzione d'ottobre, che aveva dei grandi maestri della cinematografia. Noi tutti ci ricordiamo Sergei Eisenstein. Nello stesso istituto in cui lavorava Eisenstein lavorava questo Kuleshov, che è il primo grande teorico del montaggio cinematografico. Vedete che c'è un'immagine
di un uomo, l'immagine è sempre la stessa, associata a cose diverse. Allora, voi non ve ne potete accorgere perché io le immagini le ho messe simultaneamente, ma se noi le facessimo scorrere, potreste avere l'impressione che lo sguardo e soprattutto la bocca dell'uomo cambino. Invece non è così, siete indotti a questo perché c'è un'immagine vicina diversa. Quindi vicino alla morte l'uomo vi sembrerà triste se lo vedete da solo con quell'immagine. Vicino invece all'immagine della donna amata vi sembra più felice. Non ve ne accorgete così, dovete vederla in successione. Sono i segreti del montaggio cinematografico, che vi faceva capire anche come in quel momento particolare ci fosse una grande riflessione anche sul piano politico, sull'importanza delle immagini e su come si può creare un consenso proiettando certe immagini e facendolo in un certo modo. Però voi fate finta che al posto dell'uomo ci sia la parola democrazia e a seconda del contesto quella parola vuol dire cose diverse. Ed è proprio così. Se noi pensiamo al periodo in cui Salvemini diceva quelle cose nelle università americane, noi dobbiamo pensare all'esperienza di un intellettuale, uomo politico, certo molto esperto, che sapeva benissimo cosa era accaduto in Italia e in Germania. Noi abbiamo spesso una narrativa che non è sbagliata, ma è un po' incompleta. No, i regimi dittatoriali che il fascismo e il nazionalsocialismo veicolano certamente fanno uso della violenza, ma non c'è dubbio. Certamente poggiano sulla costruzione artificiosa di un consenso, però attenzione, sia in Italia prima e poi in Germania, questi regimi nascono legittimamente e nascono, attenzione, sulla base di un voto che è formalmente democratico, perché e questo è molto più chiaro nel caso ovviamente tedesco. La Germania aveva avuto nel 19 la prima Costituzione democratica scritta in Occidente, la Costituzione di Weimar, quindi lì, con il suffragio universale, quindi anche l'Italia aveva il suffragio universale, ce l'aveva da prima della prima guerra mondiale, ma c'era la guerra, non si era andati a votare, e il debutto del suffragio universale è molto problematico per il sistema italiano, moltissimo. E allora alcuni giuristi, ma anche storici del diritto, dicono attenzione che fascismo e nazionalsocialismo sono regimi post-democratici. Non è che la democrazia viene dopo o è stata del tutto conculcata, no, c'è stato un flirt, diciamolo così, con una certa dinamica democratica, che è quella dell'allargamento del suffragio, che è la nozione alla quale noi siamo più abituati quando parliamo di democrazia. Cioè il gioco democratico significa che vanno a votare un numero ampio di persone, via via più ampio nel corso della storia. In Italia per le donne si è dovuto aspettare un pochino, come sappiamo, no? Ma è questo meccanismo che crea moltissime ambiguità su che cos'è la democrazia. E se non facciamo attenzione a questo aspetto, rischiamo di fare la collezione dei francobolli. Cioè, uno Stato è democratico perché tutti vanno a votare? Basta questo? Uno Stato è democratico perché c'è un Parlamento che fa certe cose? Basta questo? Le classificazioni formali non sono sufficienti, non ci aiutano. Oggi questo ce l'abbiamo chiarissimo, chiarissimo. Potrei evocare un'altra nozione che vale per la stessa cosa, lo Stato federale. Noi sappiamo che ce ne sono tanti in realtà e non c'è un federalismo che sia uguale all'altro. Ed è la stessa cosa per la democrazia, non c'è una democrazia che sia uguale all'altra e alcune sono democrazie formalmente e non sostanzialmente.
Quindi dobbiamo stare attenti a non pensare che l'etichetta sia di per sé foriera di una qualità particolare, e né dobbiamo pensare che l'aspetto del voto per tutti sia l'unico aspetto qualificante. Certo, è molto importante e la sua storia parte da lontano. È importante capire da dove parte questa storia, perché non è tanto la storia della democrazia, è, almeno in età moderna, la storia dello Stato rappresentativo, che è una questione un po' diversa e parte molto da lontano, molto da lontano. Per tanto tempo, anche tra i giuristi, e anche tra i giuristi italiani, ma non solo, è passata un po' l'idea che il ragionamento costituzionale e democratico nasce con la rivoluzione francese, no? C'è stata un po' sempre questa idea, perché nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che i rivoluzionari nell'estate del 1789 scrivono nel campo della Pallacorda, perché non si possono riunire negli stati generali perché il re li ha chiusi fuori, perché non vuole che gli stati generali votino tutti insieme, allora si autoriuniscono nel campo della Pallacorda, e quando scrivono la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino c'è un articolo in questa dichiarazione che dice che un popolo che non pone limiti al potere e non tutela i diritti non ha Costituzione, no? E questa si dice essere la nascita del costituzionalismo moderno, e si dice che qui c'è una forte istanza anche di democrazia, di ricerca di democrazia. Tutto questo sappiamo oggi che non è vero. Sappiamo che non è vero perché quelli che hanno scritto quella dichiarazione non erano le classi inferiori, la gente comune. Quella era una classe sociale che lottava per la rappresentanza e che ancora non ce l'aveva, e dove scriveva diritti dell'uomo pensava a se stesso, non agli uomini. Ecco, l'universalismo non c'è in quel tipo di dichiarazione. E non è nemmeno vero che quella è propriamente la nascita del costituzionalismo moderno, un po' perché c'era già stata un paio d'anni prima la Costituzione scritta degli Stati Uniti, ma in realtà la storia parte da tanto lontano, quando di democrazia ancora proprio non si parla, ma il problema della rappresentanza emerge. E sapete quando emerge? Emerge in pieno Medioevo. Gli storici del diritto ci hanno spiegato che tante categorie moderne hanno un'origine premoderna. E dobbiamo esserne consapevoli, perché riusciamo così a collocarci nel tempo, no? Capiamo un pochino quali sono le dinamiche e capiamo anche, tra poco capirete quale dinamica forte è sottesa al tema democratico, che non è in origine la dinamica della tutela dei diritti come pensiamo noi, ma della tutela di certi diritti. Questa immagine riproduce un pezzettino di un'opera famosissima, l'Arazzo di Bayeux. È una tessitura molto lunga, 80 metri, che racconta la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo, duca di Normandia, 1066, battaglia di Hastings. Voi mi direte, ma cosa c'entra tutto questo? E c'entra perché Guglielmo, che veramente si può chiamare il conquistatore, era un uomo abbastanza duro. Oggi, con un uso un pochino scorretto, si tende a dire che fu autore di un vero e proprio genocidio della popolazione anglosassone. In effetti lui sterminò completamente i cittadini di tante città inglesi che non accettavano che lui fosse re. Lui vince la battaglia, viene incoronato a Londra, ma per un bel po' di anni, almeno 5 anni, lui è costretto a difendersi da una guerriglia costante che gli viene fatta dai nobili inglesi. E perché c'è questa guerriglia? Perché lui si era portato dalla Normandia dei nobili francesi ai quali aveva detto: se vinciamo la terra sarà vostra. E lui l'aveva detto
non con uno spirito violento, ma perché lui veniva da un sistema feudale continentale. Cioè nel suo sistema il nobile rispondeva al re. Nel sistema inglese le cose erano un pochino diverse. Nel sistema inglese diciamo che si rovesciava un po' le cose. Il re era lì, ma era lì perché i nobili erano contenti che fosse lì. Quindi quando lui arriva e dice io voglio dare la terra ai nobili che mi hanno seguito e voglio quindi applicare un diritto diverso, perché lui vuole applicare un diritto diverso, i nobili inglesi gli fanno la guerra. E così dopo pochi anni, dopo 5 anni, nel 1071, noi non abbiamo il testo non è rimasto scritto, i contenuti sono riassunti in varie fonti, ma il testo non ce l'abbiamo. Abbiamo una carta, un accordo che Guglielmo stesso fa con tutti i nobili, non solo gli inglesi, anche con i suoi, nel quale lui si impegna a rispettare le antiche leggi inglesi e in particolare a rispettarne 2. La prima, che i nobili, se muoiono, possono lasciare i loro beni ai figli. Voi mi direte, beh, ma che... Questa non era un'antica legge inglese, era il diritto romano. Potevano fare testamento, ma nel diritto feudale non funzionava così. Nel diritto continentale, in Francia, il nobile moriva e i suoi figli stavano lì e aspettavano di capire se il sovrano dava a loro quei beni o li dava a qualcun altro. Voi capite che questo era il meccanismo col quale Guglielmo avrebbe potuto dare le terre ai suoi nobili, no? Applicando quel diritto. E lui dice no, vi consento di fare testamento. La seconda cosa gli dice vi consento di scegliere con chi vi potete sposare. E perché ci voleva il consenso del sovrano. E capite anche perché? Perché anche quello era un modo di trasmissione della ricchezza, no? I matrimoni contavano in età medievale tanto per questo, perché si controllava la ricchezza. Quindi ricordatevi questo tema economico, la ricchezza. E la ricchezza era importante perché il re, che non aveva eserciti, questi non avevano un esercito, questi dovevano ogni volta pagare e quindi avevano bisogno di soldi. E a chi li chiedevano i soldi, se non ai nobili che dipendevano da loro, no? Bene, che cosa accade da quel momento in poi nella storia inglese? Da quel momento in poi ogni sovrano inglese, anche quando cambia dinastia, non importa, cambiano varie volte nel corso del tempo, tenta di rompere questi accordi per imporre il proprio diritto. E ogni volta i nobili gli dicono guarda caro mio, che se tu rompi questi accordi ti facciamo la guerra. E ogni volta il sovrano è costretto a stipulare una nuova carta. Voi ne conoscete una, secondo me, importante, ma è una delle tante. Magna Carta. No? Siamo all'inizio del 1200, del XIII secolo, 1215. In realtà, non so se sapete, ne esistono tante di Magna Carte. Non c'è un testo unico perché il re che non voleva impegnarsi a firmare quella roba lì, faceva dei falsi, dove sostanzialmente scriveva cose diverse, no? Quindi la cosa era un pochino complessa. La cosa più importante della Magna Carta non è la tutela dei diritti, che non erano diritti di tutti, no? La famosa libertà personale. Quella era la libertà personale del nobile quando si riunivano davanti al re. Perché se io sono il re e discutiamo insieme, io dico vi alzo le tasse perché ho bisogno di soldi e uno di voi si alza e mi dice non sono d'accordo, io dico bene, è l'ora del tè. Scherzo. Facciamo la pausa. Mentre tutti chiacchierano tra di loro, prendo le mie guardie e dico quello lì, vedi quello lì in fondo, quello lo arresti, lo metti nella torre, poi ci riuniamo, bene c'è qualcuno in disaccordo, quello non c'è più e noi siamo... Allora i nobili non ci stavano più, no? E quindi l'affermazione del famoso diritto habeas corpus, libertà personale, nasce come, è una specie di immunità parlamentare, nasce così originariamente. Però vedete il tema è che i nobili in quel contesto, inglesi e normanni insieme, e ai normanni sta cosa va bene perché gli piace di poter negoziare col re, ottengono un dispositivo importante. Quando il re
deve prendere delle decisioni, lo deve fare assieme a noi, in un luogo che ogni volta cambiava e che si chiamava The Parliament, il Parlamento. Decidi insieme, quindi la tua legittimazione è limitata dal nostro accordo. Ecco l'origine del costituzionalismo, la storia inglese ce lo dice, no? Questa è la cultura costituzionale che nasce in quel contesto. Ma attenzione, il tema è le tasse, perché cosa succede in Inghilterra? Nel corso del tempo, e lo sviluppo più forte si ha con le grandi scoperte geografiche, perché le grandi scoperte geografiche sono occasione per una ricchezza nuova che non viene dalle terre che stanno in Inghilterra, ma viene dai commerci. Quelle grandi scoperte fanno sì che ci siano delle persone, chiamiamoli imprenditori, chiamiamoli così, che cominciano a essere particolarmente ricche, talvolta più dei nobili, talvolta molto di più. E loro però non sono in the parliament, non siedono nel Parlamento. E allora cosa succede? Allora cominciano a dire, ma caro re, tu puoi alzare le tasse, però devo essere d'accordo anch'io. Anch'io voglio sedermi in the parliament. Le rivoluzioni inglesi del 600 sono il risultato, certamente le guerre di religione, ci sono tantissimi fattori, ma c'è un tema forte, c'è una classe sociale di imprenditori, quelli che saranno poi anche i borghesi, i professionisti, chiamiamoli così, che cominciano a guadagnare tanto e non accettano di subire delle decisioni sulla loro ricchezza e vogliono essere rappresentati nel luogo in cui si decide e quindi vogliono sedersi in the parliament. Allora, perché vi dicevo è interessante questo? Perché la dinamica democratica si innesta su questo meccanismo rappresentativo che storicamente tende ad ampliarsi sempre di più. Chi non è seduto al tavolo, ad un certo momento chiede di potersi sedere al tavolo. No? Questo è il meccanismo. Ecco perché la lotta per il suffragio universale, la lotta per il voto, no? Quando nell'Ottocento, piena età liberale, il potere del sovrano è limitato, ci sono i parlamenti, ma nei parlamenti chi sta seduto nel Parlamento? E nel Parlamento stanno seduti quelli che si sono guadagnati questa rappresentanza, ma ci sono quelli che stanno fuori. E attenzione, questo la dottrina giuridica lo diceva puntualmente nell'Ottocento, soprattutto i giuristi tedeschi che ci vedevano bene, dicevano la garanzia più forte di quelle costituzioni liberali che limitavano il sovrano nell'Ottocento, sapete che cos'era? Non c'era la Corte Costituzionale, no, qual era la garanzia di quelle costituzioni? Il suffragio ristretto, il voto limitato, perché l'idea era se nel Parlamento siedono le persone che hanno vantaggio da questo equilibrio, non cambieranno mai quell'equilibrio. Questo è chiaro, no? Questo è chiaro. E i giuristi tedeschi lo dicono lo scrivono nero su bianco. La garanzia della Costituzione è il suffragio ristretto. E infatti, in età liberale, c'è una forte opposizione contro l'allargamento del suffragio. Questo è evidente, no? Facciamo un po' di salti. Dobbiamo saltare tanto, solo un passaggio tra l'immagine precedente e questa. In pieno Ottocento, metà dell'Ottocento, con tempi diversi in Europa, non sono omogenei, tutto dipende dal tessuto economico, tutto dipende dal modo con cui si produce la ricchezza in un certo territorio anziché in un altro. In Inghilterra queste cose sono state anticipate. Diciamo che nel continente europeo a metà Ottocento è la Francia a far esplodere il tema rappresentativo nel senso democratico con il quale noi lo intendiamo. Ci sono classi sociali che stavano fuori
e che a un certo punto dicono vogliamo starci dentro anche noi, no? C'è un notissimo uomo politico ricordato, anche studiato come pensatore, filosofo, che è un po' alla base del pensiero che sarà poi il comunismo, il socialismo, si chiamava Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, era un collettivista francese. Lui muore nel 1855, potrei sbagliarmi, ma insomma in quegli anni lì. Appena muore, i suoi seguaci pubblicano un libro che raccoglie una serie di suoi discorsi che ha un titolo eloquente: La capacità politica delle classi operaie. Titolo eloquente, no? E dentro questi scritti ce n'è uno bellissimo, anche attualissimo, nel quale lui dice: ma gli operai non hanno alcun interesse, lo dice retoricamente, non hanno alcun interesse a sedere nel Parlamento, non gli interessa niente, non gli interessa neanche la democrazia, vorrebbero semplicemente avere condizioni di vita dignitose, ricevere un po' di assistenza, sapere che se perdono il lavoro ne possono trovare un altro, poter garantire un po' di istruzione ai loro figli. Bene, dice Proudhon, gli basterebbe questo, ma nel Parlamento le riforme per garantire questo non si fanno, e siccome chi siede in Parlamento non le fa, gli operai devono sedersi in Parlamento, no? Capite il meccanismo rappresentativo qual è? E attenzione, è un meccanismo che ha tutto a che vedere con il tema della distribuzione e del trasferimento della ricchezza, come era nato sin dall'inizio, sino dall'età premoderna, quando, come dire, il contraddittore rispetto al sovrano erano i nobili. Ma messo in moto il meccanismo rappresentativo, questo non si ferma più, no? Questo non si ferma più. E quindi, come nell'Inghilterra del Seicento si afferma il principio che poi mobiliterà la rivoluzione delle colonie americane: no taxation without representation, se non mi siedo in Parlamento non mi puoi tassare. Come in quel contesto si afferma questo principio, nel continente c'è chi si fa avanti e dice: ma io non posso essere destinatario passivo e subire qualunque cosa. Benissimo, decidiamo certe politiche, le decidiamo allo stesso tavolo, però devo esserci anch'io. Quindi allargamento del suffragio, la storia è lunga, perché è lunga e sanguinosa, sono conflitti sociopolitici terribili. Ecco, noi ci focalizziamo sempre molto sulla prima guerra mondiale e anche sulla rivoluzione d'ottobre, ci focalizziamo su alcuni eventi, però dalla metà dell'Ottocento fino alla fine della seconda guerra mondiale è un continuum di questa dinamica. No, oggi gli storici tendono a dire, anche gli storici del diritto, anche gli storici delle costituzioni, tendono a dire: è una grande storia, è una grande lotta per la rappresentanza. Le guerre sono dovute a questo. Questo oggi tende a dire la storiografia. Bene, facciamo un grande salto, vi dicevo. Arriviamo alle democrazie dell'immediato secondo dopoguerra, democrazie che si diffondono, democrazie che si instaurano in larga parte dell'Occidente. Vediamo tra poco perché, ma ci si accorge di un problema, che non è sufficiente dire che tutti votano. Bisogna scegliere come si vota, perché dal come si vota le cose cambiano. Vi dicevo prima che la parola democrazia voi la accostate a fattori diversi e cambia. Certo, non tutte le democrazie sono uguali. Se voi scegliete una disciplina elettorale di un certo tipo, la dinamica delle istituzioni funziona in un modo, se ne scegliete un'altra funziona in un altro. E questo era molto chiaro, era molto chiaro anche già nell'Ottocento francese. Ma questo signore qui siamo negli anni 70, questo non è un giurista, è un economista. Questo signore arriva a dimostrare matematicamente
che, ve la semplifico, che non esiste un sistema di voto perfetto. Non c'è. Non c'è. Vi do una notizia. Ogni volta che votiamo, anche se dovessimo votare qui come collegio tra di noi, per andarne fuori dignitosamente dobbiamo accettare delle finzioni. Di questo erano consapevoli anche i matematici durante la Rivoluzione francese, che si erano posti il problema, perché lì si parlava di voti ovviamente. Qual era il tema? Il tema è che se si deve scegliere tra due opzioni, la cosa è facile, perché c'è sempre qualcuno che prende il 50% più uno dei voti. Sono due. Ma se sono tre, o sono quattro, o sono cinque, non vince mai la maggioranza. Vince la migliore minoranza. E quindi, per evitare questa cosa, bisogna fingere. Bisogna costruire dei sistemi che creino in chi va a votare la sensazione che ci sia una maggioranza. Questo deve essere abbastanza chiaro, no? E questo è un rompicapo. Non c'è un sistema perfetto. Non esiste. Dappertutto ci sono degli accomodamenti. Ci sono tante finzioni, che ne so, il doppio turno. Il doppio turno è una finzione, no? Cioè, si va a votare, nessuno prende il 50% più uno, si prendono i primi due e li si mette in competizione per creare il fatto che ce ne sono due. Ma non è che poi chi vince ha preso veramente la maggioranza dei voti. Oppure in altri contesti si sperimenta il voto alternativo. Io vado a votare e voto tutti, ma li metto in ordine di preferenza. Io vado a votare e dico, preferisco questo, se no questo, se no questo, se no mi turo il naso e anche questo. E poi si va a vedere quale somma raggiunge il 50%. Se non ce l'hanno le prime scelte, si guarda le seconde, si guarda le terze, finché non si raggiunge il 50%. Ma è tutta una finzione. Di questo dobbiamo essere consapevoli, dovremmo essere anche tranquillizzati, nel senso che non esistendo un sistema perfetto si può largamente discutere su quale possa essere il modo migliore per garantire democraticità sostanziale al problema della rappresentanza, del suffragio, no? Perché questo è il tema. Questo è il tema. Però vi dicevo, com'è che si è arrivati nell'Occidente civilizzato all'affermazione nel secondo dopoguerra di un quadro di tante democrazie che condividono gli stessi problemi, forse non gli stessi principi, ma gli stessi problemi. E si è arrivati con un'operazione i cui effetti noi misuriamo ancora oggi. Questo è un presidente degli Stati Uniti molto noto, Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, non Roosevelt, come si dice comunemente. Noi lo chiamiamo Roosevelt, in realtà in America, sentite, lo chiamano Roosevelt. Non lo sapevo neanch'io, ma è così. Questa immagine è una fotografia importante, fatta nel momento in cui, nel febbraio del 1941, lui, presidente, si reca al congresso, gli Stati Uniti non sono ancora entrati in guerra, e fa un famosissimo discorso. Il discorso sulle 4 libertà. Lui dice, siamo noi la democrazia nel mondo. Noi abbiamo una missione, lui, attenzione, il presupposto è lui deve convincere il Congresso a entrare in guerra. Il Parlamento non voleva entrare, la società americana non voleva entrare in guerra. Salvemini fa quel tour nel 40 nel contesto di una serie di azioni organizzate, volute anche dal governo, per convincere l'elite intellettuale che bisogna occuparsi dell'Europa, perché gli Stati Uniti non lo volevano fare, la società americana non lo voleva. E Roosevelt rischia tantissimo, perché in realtà fa già degli accordi con gli inglesi, lui sovvenziona moltissimo la guerra, prima ancora di entrare in guerra, quindi si prende, anche se il Congresso non lo sa, si prende dei rischi. Gli Stati Uniti entreranno in guerra solo
nell'autunno-inverno del 1941, dopo Pearl Harbor. Qui lui cerca la strada maestra, cerca di dire, beh, vi convinco che abbiamo una missione storica, siamo la democrazia, noi ci siamo sviluppati e da noi non è accaduto quello che è accaduto in Europa e abbiamo una missione storica, quella di garantire e di diffondere nel mondo 4 libertà. La prima è interessante perché era anche una delle definizioni di Salvemini su che cos'è la democrazia e nel mondo anglosassone è molto così. La prima libertà è la libertà di parola, freedom of speech, libertà che vuol dire tante cose in quel contesto di coscienza, di espressione, vuol dire tantissime cose. Seconda libertà, la libertà di credere in Dio nel modo con il quale ciascuno può crederci. Una libertà religiosa, anche negativa, anche di non credere, no? Che è anche molto forte e connotante del sistema anglosassone, moltissimo. Però se voi ci pensate, entrambe noi oggi le ascriviamo alla democrazia, no? Cioè sono... E poi dice, questa è quella rivoluzionaria anche in quel contesto, ed è coerente con le politiche che Roosevelt fa trasformando la democrazia americana in quegli anni, l'aveva già fatto negli anni 30, freedom from want, la libertà dal bisogno. Quindi la democrazia c'è se c'è del benessere. Se le persone non trovano una risposta e sono abbandonate a loro stesse, le istituzioni non sono più legittimate. La democrazia deve curarsi del benessere delle persone. Lo Stato sociale, il New Deal di Roosevelt, che tanto spaccò l'America e che la spacca ancora oggi, ma che tanto la spaccò, era questa cosa qua, era una riforma costituzionale senza cambiare la Costituzione, che mai è stata cambiata, infatti, tranne pochi emendamenti nel corso della fine dell'Ottocento, ma è sempre quella del 1787, è una Costituzione liberale. Ma tramite le riforme di Roosevelt, quella diventa una democrazia. Diritti sociali, i diritti sociali, quelli che gli operai nel continente reclamavano, e Roosevelt fa delle riforme volte a garantire questi diritti, imponendo queste riforme agli stati, perché attenzione, lui ce l'aveva dura, perché era uno Stato federale, ogni Stato aveva le sue convinzioni e ogni Stato tendeva a dire, beh, queste cose me le regolo io, no? La Costituzione, caro Presidente, non ti dà questi poteri, ma lì esisteva già il controllo di costituzionalità, non aveva la Corte Costituzionale, non ce l'ha tuttora quel contesto, ma c'era già il controllo di costituzionalità, era stato inventato dai giudici all'inizio dell'Ottocento ed è la Corte Suprema degli Stati Uniti a dire no, queste riforme qui vanno bene, non sono incostituzionali, e quindi quella diventa una democrazia. E nel momento in cui, cosa importante, Roosevelt cerca di dire cos'è democrazia e che cos'è la democrazia da esportare nel mondo, dice anche Stato sociale, quindi libertà di parola, libertà di espressione, la libertà di coscienza e poi la libertà dal bisogno, diciamo. E poi ne dice un'altra, che questa se la possiamo tradurre perfettamente alla storia anche degli Stati Uniti negli ultimi 40 anni, freedom from fear, libertà dalla paura, che in quel contesto è libertà da regimi autoritari, fascismo e nazismo. Provate a pensare alla lotta contro il terrorismo, freedom from fear, comincia da qui, comincia un pochino da qui. Quindi forte missione e, come dicono i costituzionalisti, questo discorso è la nascita di un processo di internazionalizzazione del diritto costituzionale. Da questo momento la tavola dei valori su che cos'è lo Stato costituzionale democratico sono quelle 4 robe lì, e quello è il modello al quale si allineano tutte le democrazie nel secondo dopoguerra nel contesto occidentale, tutte. Quindi è importante, perché senza voler negare nulla ai discorsi che in ogni Stato in Europa già si erano fatti
da secoli, no? Sulla dinamica rappresentativa e sulla conquista della rappresentanza, però è questo fortissimo impegno, che è un impegno militare, a dare una svolta determinante, anche nella scrittura delle costituzioni degli stati occidentali dopo la fine della seconda guerra mondiale. Quindi democrazia si aggancia non solo al tema della rappresentanza, ma si aggancia anche ad alcuni valori, ad alcune cose che se non ci sono non c'è democrazia. Se non c'è la libertà religiosa, non c'è democrazia. Se non c'è la libertà di parola, non c'è democrazia. Se non c'è lo Stato sociale, non c'è democrazia. Quindi abbiamo l'aspetto valoriale che si aggancia al tema della rappresentanza come meccanismo, no? Queste due cose si incontrano e comincia questa storia complessa della democrazia, che vuol dire tante cose sempre di più nel corso del tempo. Ovviamente, vi dicevo, Salvemini saggiamente non parla del popolo, non lo cita quasi mai, non dice governo del popolo, perché lui veniva dal contesto europeo in cui attorno alla parola popolo anche l'elite intellettuale più avanzata aveva costruito delle elaborazioni contraddittorie, non condivise. Qui ci sono due grandissimi giuristi del Novecento, forse tra i più grandi o tra i più grandi. Quello lì è un giurista, chiamiamolo cattivo per eccellenza, è il consigliere del male per eccellenza, Carl Schmitt, consigliere del cancelliere, consigliere di Hitler. Non fu processato, fu lungamente interrogato dalle forze alleate. Se avete tempo e voglia trovate i suoi interrogatori, ci sono stati pubblicati più volte, sono molto interessanti. Ma è stato uno dei più grandi giuristi in assoluto del Novecento. E di qua c'era un suo contraddittore, se vogliamo, anche se erano di una generazione diversa, altro grandissimo giurista che fuggirà, lui era di origine, lui era ebreo, fuggirà prima, ed era austriaco, fuggirà in Svizzera e poi negli Stati Uniti, e si chiamava Hans Kelsen. I due avevano dell'idea di popolo e di democrazia, proprio pensavano due cose completamente diverse. Per Kelsen la democrazia è pura forma, o meglio, è come dire, la procedura che consente ai parlamenti democraticamente eletti di lavorare in maniera corretta, in cui la maggioranza rispetta i diritti delle opposizioni. E infatti per Kelsen il popolo, attenzione, il popolo non è qualcosa che preesiste, non va a votare, non è quello che vota, non è un soggetto attivo. Soggetti attivi sono i cittadini. Il popolo è la costruzione che il Parlamento fa di quella comunità. Il popolo è un costruito. E guardate che questo è tipicamente democratico, no? L'idea dello Stato sociale è che il popolo si costruisce, non è che c'è un dato di partenza che va cambiato, che va plasmato, perché la società deve cambiare. No? Se leggete l'articolo 3,2 della nostra Costituzione, ve lo ricorderete, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale, è compito trasformare. Il popolo è un costruito, e Kelsen lo intuisce benissimo. Badate che lui lo dice in una serie di saggi sulla democrazia che scrive tra gli anni 20 e gli anni 30, e lo scrive con grande preoccupazione per ciò che stava accadendo nel mondo di lingua tedesca, e lo scrive con convinzioni che sono autenticamente liberali, perché la sua preoccupazione è quella, come dire, di impedire che ci sia una comunità, una collettività che sovrasta il singolo. Il singolo deve avere la sua individualità, no? E quindi l'idea che ci sia un po' così una nozione astratta di popolo,
spirituale, non lo convince, dice questa cosa opprime le libertà e anzi consente al Parlamento poi eletto di fare quello che vuole. E invece sono i singoli che vanno a votare, dice lui, sono i singoli. Naturalmente saranno raggruppati forze politiche, però è il Parlamento che nel rispetto della dialettica parlamentare deciderà quali sono le riforme e quindi deciderà che cos'è il popolo. E invece per Schmitt la questione è un po' diversa, no? Mentre Kelsen dice la Costituzione democratica ha bisogno di un custode, Kelsen è un grande sostenitore della Corte Costituzionale, Schmitt dice no. Intanto, dice Schmitt, nella Costituzione democratica di Weimar non c'è, no? Lui dice che non c'è la Corte e quindi evidentemente è inutile dire che ci deve essere, non c'è. E poi dice un'altra cosa, dice, attenzione che l'unico custode, lui parla della Costituzione tedesca, è il Presidente, il quale può, secondo la stessa Costituzione, decidere con proprie ordinanze, quindi è come se fosse il Presidente della Repubblica, prendete, anche, era Presidente del Reich, anche se era una Repubblica, ma si chiamava Presidente del Reich, era eletto dai cittadini, quindi aveva una forte legittimazione democratica, poteva con proprie ordinanze sospendere anche l'esercizio di taluni diritti o di libertà se ci fosse un pericolo, per la Repubblica. Quindi Schmitt dice il custode non è la Corte, ma è l'unico organo legittimato democraticamente, il Presidente, che ha quei poteri. Ma Schmitt dice questo perché? Perché crede che il popolo sia quello che vota il Presidente. Il popolo è quell'entità, no? Che con la sua identità legittima le scelte delle istituzioni, no? Hanno due idee completamente diverse. Guardate che noi siamo più sicuri oggi che l'idea di Kelsen è quella che ha vinto, ma in quel momento non era così chiaro, non era così chiaro su quale delle due idee del popolo fosse l'idea corretta, no? Diciamo che quella di Kelsen era più vicina all'idea di nazione, non è corretto dire neanche questo, però era un'idea spirituale, è un'idea per cui l'istituzione democratica si fonda non solo sulla forma, ma anzi si fonda soprattutto sull'accettazione di alcuni valori, che sono quelli di una certa comunità. Nel caso suo, quella tedesca. Questo è un conflitto che noi, risolto a favore di Kelsen, ma noi ce lo ritroviamo costantemente, perché quando si evoca il concetto di popolo, siamo sempre stati a soggettivizzarlo. Il popolo è un soggetto, è lì. No, invece se ci pensate, chi è? Che lineamenti ha? Che faccia ha? Che naso ha? Non lo riconosciamo, no? Molto spesso c'è una moltitudine di soggetti, nel popolo poi è qualcosa che viene costruito, Altro grande tema, anche questo comincia nella Germania della Costituzione del 19 e che ha molto a che fare con la democrazia, e torna il tema dell'economia. Abbiamo già capito che il tema dell'economia è centrale, perché senza di quello lo stato rappresentativo dell'economia della ricchezza, lo stato rappresentativo che fa da veicolo della dinamica democratica, non ci sarebbe stato. Questo signore si chiamava Walter Rathenau, era un grande imprenditore. La sua famiglia aveva fondato un grande gruppo imprenditoriale che esiste ancora oggi, AEG, è un gruppo che produce e ha prodotto qualsiasi cosa, elettrodomestici, auto, qualunque cosa. Non era un giurista, era proprio un abilissimo imprenditore. Lui viene ucciso in un attentato. Viene ucciso da un gruppo che potremmo dire vicino a quelli che poi sosterranno il Partito Nazionalsocialista, quindi un gruppo di destra. Che cosa sosteneva Rathenau? Che ci ha lasciato dei saggi molto interessanti, tutti legati alla trasformazione dello Stato democratico. Vi dico i titoli di questi saggi: La società nuova, Lo Stato nuovo, Il lavoro.
cosa dice lui? Dice, senza un'economia prospera che massimizzi le opportunità della scienza e della tecnologia, lo Stato non potrà mai garantire ai cittadini quel benessere che è essenziale per la democrazia. Nel suo saggio sul lavoro dice, attenzione, negli Stati Uniti gli operai vanno al lavoro in macchina. Non era vero. Però lui aveva colto che bisognava dare alla gente degli strumenti per potersi garantire un benessere e che solo questo avrebbe consentito la stabilità della Costituzione democratica. Sono ricchissimi i suoi lavori, i suoi studi, cioè lui capisce che è molto importante l'aspetto della ricchezza della nazione, chiamiamola così, e del rapporto sano che ci deve essere tra lo Stato e l'economia. Non solo nel senso della ricchezza, come dicevamo prima, ma nel senso proprio della capacità di creare condizioni di benessere, proprio perché lo Stato democratico deve intervenire. E lui guardava molto gli Stati Uniti, era un imprenditore globale già allora, e vedeva cosa succedeva in quel contesto e diceva, poi era un grande nazionalista, lui diceva noi siamo tedeschi, noi lo facciamo meglio di loro, se vogliamo, questo era il suo argomento. Però è molto interessante e coglie una dinamica nella quale noi e tutte le democrazie, e fra poco concludo, siamo tutti strangolati, che è questa. Allora, questo disegnino qui riproduce uno schemino fatto da un famoso economista noto in tutto il mondo che si chiama Dani Rodrik, ha insegnato in tante università, è di origine turca, ma di formazione inglese. Nel 2007, crisi economico-finanziaria, tutto parte dai famosi mutui, non so se vi ricordate. Nel 2007 lui sul suo sito, lui aveva un blog, sul suo sito, pubblica questo schemino accompagnato da una paginetta, poco più, in cui dice invito tutti a risolvere questo problema. Io non riesco a risolverlo. Chiedo a tutta la comunità, a chiunque, di provare a risolverlo. Qual è questo problema? È quello che lui chiama il trilemma dell'economia mondiale. Allora lui dice Stato nazionale, globalizzazione economica, politiche democratiche. Dice le tre cose insieme non ci possono stare. Ne possiamo combinare due alla volta, ma tre no. Cioè lui dice iperglobalizzazione economica e Stato nazionale ci possono stare insieme, certo, al patto di avere stati un po' autoritari, dice lui. Politiche democratiche no. La globalizzazione può stare con le politiche democratiche, certo, ma ci vorrebbe una global governance, ci vorrebbe una struttura di Stato mondiale che non c'è, è molto difficile. E lui ci fa capire che cosa? Che se gli stati non si occupano tutti insieme dell'economia, l'economia governa gli stati e spinge gli stati, anche democratici, a diventare meno democratici. Questo teorema non è stato, questo quesito non è stato risolto da nessuno, cioè nessuno ha hanno scritto fiumi di parole gli economisti su questa cosa, ma nessuno è riuscito a dire no, hai torto. Diciamo che questo è un tema importante, perché questo sistema che si chiama Stato nazionale e che nel corso del tempo si è dato delle politiche democratiche ed è democratico, è riuscito a farlo finché riusciva ad avere il controllo dentro un confine. Quando il confine non conta più, nascono i problemi. Perché non controllo più la ricchezza dentro il territorio, la ricchezza va e viene. I francesi nell'Ottocento lo sapevano già. C'è un famoso pensatore liberale che scrive subito dopo la Rivoluzione francese, all'inizio dell'Ottocento, si chiamava Constant, dice è inutile, le conquiste della rivoluzione sono inutili, dice, perché nessuno Stato potrà mai garantire questi obiettivi
il denaro viaggia già per strade incontrollabili. Lui aveva già capito che il denaro si poteva dematerializzare e già allora il denaro, come dire, girava su binari che erano percorsi da multinazionali, le chiameremmo così, ma c'erano già allora. E lui dice, se lo Stato non può controllare la ricchezza, lo Stato rappresentativo era nato da lì, no? Vi ricordate? Se non può controllare la ricchezza, la democrazia va in difficoltà. E per controllarla servono degli accordi tra stati. Qui Rodrik fa un discorso complesso, dice guardate che il grande equilibrio che per tanto tempo si è avuto nel secondo dopoguerra è stato dovuto al fatto che le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, ancora prima di finire la guerra, si erano messe d'accordo per istituire un ordine economico mondiale, fondo monetario, banca mondiale. Perché? Perché si erano accorti che senza il controllo dell'economia, quella famosa agenda delle 4 libertà non funzionava. Poi quel sistema va in crisi e quindi ci troviamo in un contesto molto complicato, no? Ultima cosa, ne ho già dette troppe, ce ne ho altre 2 in realtà. Ultima cosa, e i diritti umani? Questo è un tema complicatissimo. Io vi dicevo che il sistema rappresentativo non vive sui diritti umani, vive sui diritti della comunità situata in quel territorio. Nasce così. I rivoluzionari che scrivevano diritti dell'uomo e del cittadino non pensavano all'uomo, ricordiamo. Pensate anche ai padri della Costituzione degli Stati Uniti. Nella Costituzione c'era lo schiavismo. Era scritto nella Costituzione, poi è uno degli emendamenti che vengono fatti dopo la guerra civile americana alla Costituzione. Però quella era la società dei liberi, non di tutti. E liberi erano quelli che avevano un certo ceto, una certa istruzione. Qui ho 2 foto, non so se li riconoscete, forse lui no, anche se è una pop star internazionale. È un sociologo sloveno che si chiama Žižek, nasce come critico cinematografico, in realtà è l'autore di tantissimi saggi in materia, diciamo, politica ed economica, è tuttora vivente, è anche apprezzato e anima moltissimo il dibattito mondiale, globale. Lui si professa marxista-leninista. Lei è Hannah Arendt. Perché li metto vicini? Perché tutti e 2 Žižek aveva Hannah Arendt una pessima opinione della nozione di diritti umani. Anche Hannah Arendt. Ci sono delle pagine durissime nel suo testo famoso Le origini del totalitarismo, in cui lei che era una rifugiata, lei era destinataria delle prime importanti decisioni internazionali sul rispetto dei diritti umani. Quindi è una persona che è scappata da un paese, non ha più diritti legati alla sua cittadinanza, è in un altro paese in cui è un ospite e nel contesto internazionale, subito dopo la guerra, si decide di tutelare i diritti di chiunque, partendo dal problema dei rifugiati, e lei era una di queste, e lei dice io questa cosa non la voglio, perché lei dice attenzione che il titolare del diritto umano è ciò che di più contrario c'è nella democrazia, dice lei, e non è una provocazione, dice il titolare del diritto umano non è un cittadino, è il titolare del diritto umano, sta lì, è in frigorifero, gli garantiamo quei diritti ma lui non vota, lui non partecipa alla comunità, non fa la vita politica della comunità, non vive la comunità democratica, è semplicemente messo lì. E lei diceva questo, attenzione, è un dispositivo, diceva lei, di discriminazione. È durissimo quello che dice. Žižek riprende le stesse critiche. Lui scrive
una decina d'anni fa un saggio intitolato Contro i diritti umani, in cui dice attenzione che la nozione di diritto umano è nobilissima, dice ci sono fatte grandi conquiste, però dice ragioniamoci bene perché democrazia e diritti umani non vanno sempre a braccetto. Se diritto umano vuol dire che io ti garantisco delle cose ma ti lascio fuori dalla dinamica democratica, allora questo è un meccanismo di segregazione. Non funziona. Hannah Arendt usa una similitudine che forse oggi in tempi di politicamente corretto non potrei neanche richiamare. Sapete cosa scrive? Lo scrive testualmente. Dice, e lo scrive nell'America della segregazione razziale. Dice, il titolare dei diritti umani è come un negro, dice. È tremendo. Cioè noi penseremmo il contrario, no? Cioè è un istituto di promozione e di salvaguardia della persona e invece lei dice no, perché quel soggetto viene messo fuori. È lì. E Zizek aggiunge un altro argomento, dice attenzione, i diritti umani sono vestiti che hanno un'unica taglia, ma le persone sono tutte diverse. Si portano dietro le loro culture, la loro storia, vengono da contesti diversissimi e noi oggi lo sappiamo, no? Sappiamo quanto è complessa la società multiculturale, no? Quanta fatica fa la società democratica che poggia sull'idea dell'eguale a ragionare di fronte a soggetti che di uguale hanno solo la loro nozione più astratta e irreale, quella di titolare di un diritto umano o di un diritto inviolabile, ma non la realtà concreta, che invece è quella che ci spaventa o quella che ci mette più in difficoltà. Quindi tema centrale per la democrazia questo, no? E non è risolto, non è per nulla risolto, e vi faccio solo notare, a questa osservazione la devo a un collega dell'Università di Trento, un sociologo, Giuseppe Sciortino, che è uno tra gli studiosi europei più attenti del fenomeno migratorio. E sapete quali sono nel mondo i paesi più accoglienti degli stranieri nel loro territorio? Quali sono secondo voi? Sono forse i paesi democratici e liberali europei? No. I paesi più accoglienti sono quelli del Golfo, il Qatar, gli Emirati. E sapete, in questi paesi più del 70% della popolazione è fatta di stranieri. Certo, non hanno diritti. Allora, se io vado lì e non ho diritti e sto bene, sto bene. Gli altri sono manodopera, diciamo, senza alcun diritto e in puro stato di schiavitù. Però sono accoglienti, non hanno un problema perché non garantiscono i diritti. Se io torno indietro e parlo di politiche democratiche e parlo di uno Stato democratico come Stato sociale, capite qual è il problema di stati che si costruiscono sulla rappresentanza dentro un certo confine? Il problema è che questo funziona benissimo e accelera il benessere quando il club non è sempre aperto, perché se il club è sempre aperto questa cosa un pochino va in difficoltà, fa a pugni con l'universalismo. È brutto da dire perché la cultura universalistica ha molto a che fare con la storia della democrazia, è chiaro, come bandiera, no? Però è uno dei temi e dei problemi più grossi. Termino, società democratica così complessa, così faticosa. Questa è una fotografia di un momento alla Corte Europea dei diritti dell'uomo in cui la Corte sta per dire qual è la sua sentenza in una causa di un po' di anni fa che vedeva opposto un uomo politico turco e la Svizzera. Questo uomo politico turco, che si chiama Perinček, lui stava facendo un giro elettorale e andava a visitare i turchi nel mondo e quindi i turchi in Europa. Quindi andava nei vari paesi europei a parlare alle comunità turche. In Svizzera, durante un comizio, lui dice che ciò che era accaduto agli armeni nel 1914-1916, grande sterminio, per alcuni genocidio armeno, era inesistente, era una fandonia. Il negazionismo, quindi
libertà di parola. Il negazionismo in Svizzera è punito penalmente. Quindi lui è stato condannato in primo grado, in appello e anche, diremmo noi, in Cassazione. Però siccome la Turchia e anche la Svizzera fanno parte della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, lui fa causa alla Svizzera davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dicendo: la mia libertà di espressione, tutelata dalla Convenzione, è stata violata. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si pronuncia 2 volte, cosa che non succede sempre, facendo, a giudizio di tanti, 2 pasticci. La prima volta dice: condanno la Svizzera, ha violato la libertà di espressione perché non si può punire qualcuno per aver negato ciò che è successo agli armeni, perché su ciò che è successo agli armeni non c'è certezza storica. Gli storici nel mondo l'hanno presa malissimo, hanno detto: ma come può un giudice permettersi di dire questa cosa? Al che la Svizzera si è rivolta di nuovo alla Corte, non è un appello, chiede un nuovo pronunciamento alla grande sezione della Corte, ad una composizione diversa, e la Corte conferma la sua sentenza, ma con una motivazione diversa, che adesso vi dirò e con questa chiudiamo. Dice: ma in Svizzera ci sono pochi armeni. Pochi armeni. Quindi dice, prevale la libertà di espressione perché lui ha detto quella cosa in un contesto nel quale il suo gesto non può essere considerato così rilevante, perché gli armeni e la Svizzera non hanno una storia. Complicato. Certo, c'è un dato vero: se fosse successo in Francia forse le cose sarebbero andate diversamente, dove gli armeni sono tanti, no? Allora, perché vi cito questo caso? Perché vedete che in contesti democratici che tutelano i diritti e che li tutelano anche con strumenti internazionali, il discorso sulle libertà e sui diritti è complessissimo, non è banale, è molto difficile ed è fatto, come dire, di una battaglia quotidiana. E vedere ciò che decidono queste corti internazionali è interessantissimo. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo spesso fa riferimento alla nozione società democratica, spesso cerca di capire che cos'è fisiologico o no in una società democratica. Si pone questo problema, però dalla casistica si ha l'impressione, come dire, di un vestito molto molto variopinto, molto molto difficile, fatto di bilanciamenti, fatto di un caso per caso, fatto di regole che è difficile fissare una volta per tutte, no? Quindi, al di là di tutti i problemi che abbiamo visto e del fatto che la democrazia vuol dire tante cose e che ha un'evoluzione storica complessa e non banale, si aggiunge anche questo, che è come dire, è un ecosistema delicato, molto delicato e fragile, nel quale il peso dell'argomentazione e della razionalità che cercano di trovare queste corti è molto alto. Allo stesso tempo però si presta a tante osservazioni, no? E a tante critiche come abbiamo visto. Ecco, sono andato anche troppo lungo, spero di non avervi annoiato e se volete sono disponibile. Grazie al professore, c'è tempo per qualche domanda, se qualcuno... Provo a farle io una domanda che pare polemica, e forse lo è anche, ma lei accennava alle 4 libertà enunciate da Roosevelt, tra cui una di queste libertà parla della libertà dai condizionamenti economici, dai bisogni, libertà dei bisogni. Ma gli Stati Uniti sono davvero, guardando sotto questa lente, una democrazia pienamente compiuta? Penso all'aspetto che riguarda la sanità e altre cose, insomma. Ma potremmo rispondere alla domanda se noi fossimo capaci di
di fare uno schemino e dire quali sono gli ingredienti della democrazia veramente compiuta, no? E facciamo fatica, perché la democrazia statunitense non è quella italiana, non è quella francese, non è quella tedesca. Quello che noi sappiamo è che c'è una forte convergenza dalla seconda guerra mondiale in poi su alcuni ingredienti. C'è una forte convergenza su alcuni ingredienti. Poi la declinazione di quegli ingredienti è molto diversa nei contesti. E forse è anche sbagliato immaginare che debba essere uguale in tutti i contesti, perché il vestito uguale per tutti un po' non c'è, no? Teniamo presente una cosa, che ciò che fa Roosevelt in quella fase è davvero rivoluzionario ed è tutt'oggi contestato. Ecco, una cosa giusto per stare sull'attualità. Nella Costituzione degli Stati Uniti il governo federale ha quasi nessuna competenza, formalmente. Ne ha una importante e che ce l'ha il presidente, ma è importante fino a un certo, lo è più formalmente perché nella Costituzione lo si definisce commander in chief, comandante in capo, è un capo militare. E questa competenza ce l'ha, certo. Il Congresso gli deve autorizzare di fare le cose, perché se non lo autorizza lui non fa niente. Se non approvano il bilancio il 31 dicembre, quando scatta la mezzanotte ed è il 1° gennaio, gli spengono la luce, e non è una metafora. Quindi è forte quando il Parlamento gli dà le risorse, se non gliele dà non è forte. E poi c'è un'altra importante clausola, che è la Commerce Clause, che consente al circuito quindi al Parlamento federale, di intervenire, diciamo, su alcune cose relative al commercio. E basta, in teoria. Tutto il resto è politica degli stati. Quindi cosa ha fatto Roosevelt con il New Deal, fine anni 20 e poi fino all'inizio della seconda guerra mondiale? Ha fatto delle riforme totalmente anticostituzionali nella forma. Cioè ha attivato dei corpi amministrativi federali, non sono ministeri, sono agenzie, sono però amministrazioni, che avevano diversi compiti, si occupavano del lavoro, dell'assistenza, si occupavano di tante cose, e questa cosa in tanti stati non era accettata. Tant'è vero che ce l'ha avuta dura, e la Corte Suprema però, la Corte Suprema ha salvato quella competenza lì. Quindi è molto rivoluzionario ciò che ha fatto. Mi verrebbe da dire, è vero che è un paese che ha delle grandissime contraddizioni, ma è un paese che formalmente ha una Costituzione la più antica scritta dell'Occidente, quindi molto vecchia, non democratica, perché è ancora la Costituzione liberale del 1787 e si è evoluta tramite le riforme e tramite le pronunce della Corte Suprema. Per cui i risultati raggiunti sono, come dire, rovescio un po' il punto di vista, enormi, no? Dopodiché ci sono la questione, per esempio, che ha fatto molto discutere, no? Che è stata molto attribuita a Trump, al trumpismo, alla scelta di alcuni giudici della Corte Suprema, quando non molto tempo fa la Corte Suprema ha rovesciato un'interpretazione che si dava per solidissima in materia di aborto. Ecco, ma giusto per farvi capire, perché in quel contesto tutto si gioca sulle competenze. Cioè la Corte Suprema non ha detto che non si può più abortire. La Corte Suprema ha detto, è materia degli stati. La Corte Suprema ha detto, ci siamo sbagliati, ha detto espressamente, ci siamo sbagliati allora. Abbiamo sbagliato, l'interpretazione corretta è che questa è materia degli stati, che vuol dire che ci possono essere degli stati in cui ci sono standard, diciamo, di tutela anche più elevati del nostro, e stati in cui invece assolutamente no. È lo Stato federale, no? Quindi è anche una dinamica che forse per noi non è la dinamica che c'è con le regioni, è un'altra cosa. Cioè quegli stati hanno i loro parlamenti, hanno i loro giudici, hanno la loro comunità,
hanno le loro costituzioni, ogni Stato ha la sua Costituzione, quindi è evidente che quando facciamo questi paragoni dobbiamo stare un pochino attenti, perché il contesto è talmente diverso che siamo portati. Dopo ci sono degli elementi di grande continuità. Quando Trump si presenta in quella conferenza stampa famosa sui dazi con quel tabellone e fa vedere tutti i dazi eccetera, dopo aver parlato chiama, era tutto preparato, ma chiama dal pubblico un operaio, non so se l'avete visto, chiama un operaio del settore automobilistico, non a caso, che si presenta col suo caschetto giallo e dice: ah, finalmente con questi dazi noi torneremo a lavorare. Questo è Proudhon. Proudhon diceva: per la tutela dei diritti delle classi operaie ci vuole la dogana, perché se non c'è la dogana e se non poniamo forti dazi, cosa succede? Succede che i prodotti ci vengono da fuori e le imprese che sono dentro vanno in crisi. Questo ragionamento più democratico di così non ci potrebbe essere. Ovviamente è un po' straniante, no? È tutto un po' straniante perché non siamo nella metà dell'Ottocento, no? E perché sono successe tante cose, e se c'è una cosa sulla quale lo stesso Salvemini era certo, ed era certa anche l'elite intellettuale democratica della fine della Seconda Guerra Mondiale, è che è vero che le democrazie sono diverse, però le democrazie da sole ciascuna non si salvano, cioè le democrazie devono salvarsi tra di loro, no? L'idea che ci siano dei contesti internazionali in cui condividere la tavola di valori, in cui condividere gli obiettivi delle politiche democratiche, è questa idea che sta un pochino scricchiolando. Non la dinamica rappresentativa però, che anzi enfatizza il popolo come soggetto di cui dobbiamo talvolta un po' diffidare, no? Come dicevamo, perché è un soggetto che non esiste, al quale però tutti tendono ad attribuire virtù taumaturgiche, no? Quindi, per cui è un paese con tante contraddizioni, però diciamo dobbiamo leggerlo nella parabola storica. Forse la cosa più grave che c'è è che un pochino si stanno smontando dei pezzettini di lavoro che le istituzioni di garanzia in quel contesto avevano fatto nel corso del tempo. Quello è un po' vero, però non è nemmeno responsabilità del solo Trump, è un contesto sociale fortemente in crisi e in trasformazione. È Trump che è il prodotto di quel contesto, non è Trump che produce quel contesto. Questo? Prego. Allora, lei ha parlato e ha esposto bene. Grazie. Buonasera intanto. Lei ha parlato e ha messo in evidenza le grandi differenze che ci sono tra le democrazie, le contraddizioni, i problemi per andare d'accordo, eccetera. Però, dal mio punto di vista, c'è qualcosa che è un minimo comune denominatore nelle democrazie, che è la divisione dei poteri. Potere legislativo, potere giudiziario, economico e potere politico. Ecco, in questo, diciamo, le democrazie si distinguono dagli altri sistemi politici o regimi. Non è questa la base, diciamo, di fondo delle democrazie, cioè la divisione dei poteri. È chiaro che poi ogni paese ha le sue tradizioni e le sue origini, però nell'insieme c'è questo, un minimo comune denominatore. È vero o no? Io direi questo, senza svalutare la parola democrazia, però questo minimo comune denominatore è in realtà attribuibile allo Stato di diritto, cioè è attribuibile ad un dispositivo che nasce nello Stato liberale e nella storia che abbiamo visto nasce in Inghilterra, ed è legato al fatto che ci si controlla vicendevolmente tra i poteri, no? E nella storia inglese questo si costruisce nel tempo. Quando nel 600 Montesquieu parla della separazione dei poteri, lui
racconta la storia dell'Inghilterra, cioè lui vede quello che succede, che è successo, e dice questo è, come dire, il modello che dobbiamo prendere. Qui la democrazia può anche non esserci in questo contesto, perché può essere anche uno Stato liberale. Ecco, noi siamo spesso, questo è un tema interessante, sarebbe un tema, non sono sinonimi. Stato liberale non è sinonimo di Stato democratico, come non è del tutto vero che lo Stato democratico è un'evoluzione dello Stato liberale, per cui nello Stato democratico c'è anche lo Stato liberale. Diciamo che c'è una cosa che resta comune in questa matrice, che è lo Stato di diritto, cioè resta comune l'idea della separazione dei poteri. Questo sì, ma questa ce l'ha anche lo Stato liberale. E la differenza tra i due è molto, la esagero, è molto semplice. Nello Stato liberale, che nel continente europeo è tutto ottocentesco, in Inghilterra parte alla fine del 600 e nel 700, in quello Stato lì le istituzioni pubbliche non hanno compiti attivi a 360 gradi, non hanno il compito di cambiare o trasformare la società, devono essere garanti dell'ordine economico-sociale esistente. Mentre nello Stato democratico le istituzioni pubbliche hanno uno scopo: trasformare l'ordine economico-sociale. Questo è chiarissimo, è chiarissimo. Un grande padre del diritto italiano, sia nel diritto penale sia nel diritto pubblico, si chiamava Gian Domenico Romagnosi. Lui vive a cavallo tra il 700 e l'800 e diventa consigliere di Napoleone, ma ne fa tante, è stato giudice, avvocato, notaio, ha fatto di tutto. Era un fervente liberale e nello spiegare che cos'è il principio di eguaglianza, Romagnosi dice che se un potere pubblico cerca di alterare il gioco della natura, quel potere è un potere di usurpazione, è un potere violento. Cioè, intervenire in ciò che la natura ha dato è violenza per il liberale, perché nel gioco della natura ciascuno, formalmente, facendo valere i suoi meriti, può naturalmente raggiungere qualunque risultato e può accrescere la propria ricchezza, nel gioco della natura però. Invece nello Stato democratico si dice, beh, c'è chi in natura è stato più fortunato e chi è stato meno fortunato. Anche chi è stato meno fortunato forse ha bisogno di qualcosa per mettersi al passo con gli altri. Ecco la differenza. Però è vero, nello Stato democratico il principio della separazione dei poteri è importantissimo perché si è saldato alle sorti dello Stato costituzionale. Perché è una storia complessa. È la storia che comincia con la battaglia di Hastings. È lì che si è cominciato a dire separazione dei poteri, perché i nobili hanno detto tu sovrano vuoi farti assoluto come vogliono fare di là dalla Manica, ma noi non ci stiamo. E quindi da lì comincia una storia molto lontana, affascinante, che poi arriva fino alla democrazia. Ma se non capiamo quel punto di partenza rischiamo di attribuire determinate virtù di un certo modello solo ad un fattore anziché ad un altro. È una ricetta complessa. Per questo è difficile e delicata da manovrare, perché non c'è un modello che possiamo accettare. Certo, se non ci fosse la separazione dei poteri sarebbe in crisi lo Stato costituzionale di diritto, che è qualcosa di ancora più grave naturalmente, no? Questo è evidente. Buona serata.